Principe Roboam! Bene, principe Roboam. Le antilopi per la tua promessa sposa. Niente da fare. In compenso ho qui 2 volpi per mio padre. Già, è gente di Gad. Credi che li farà uccidere? Il re? No, non credo. Eppure dovrebbe, sono dei ribelli. Ma non degli assassini. La legge vieta di dare la morte a chi non sia reo di omicidio. E Salomone è giusto. Scendete. È la solita tribù, vero, principe? Appunto, slegalo. Andiamo. C'è una particolare affluenza di pubblico femminile oggi. Già. Una contesa fra 2 donne. Imbarazzante stabilire da quale parte sia la verità. Ma mio padre farà presto. Andiamo. A lei il bambino? Il mio bambino? No, non è il tuo piccino. Come puoi mentire così? Per Yahweh che mi vede, per Yahweh che mi giudicherà, per Yahweh che dal profondo del cuore imploro di illuminarti, Sire. Il bambino è mio. Falla tacere, re Salomone, bestemmia. Offende la maestà del Signore. La lingua dovrebbero tagliarti. Perché non vuoi udire la sua voce, se sei certa del tuo buon diritto? Quanto a te t'ho chiesto fatti e non giuramenti. Cos'hai da dire? Abitiamo vicino, nella città bassa. Eravamo legate da una sincera amicizia. Ieri sera, rincasando, non trovo il mio bambino. L'avevo lasciato nella culla. Spaventata, corro da lei. Il suo piccino è morto da pochi giorni e pensavo che sentendo piangere il mio sarebbe stato tanto naturale. Ma lei, appena mi ha vista, si è fatta sull'uscio e mi ha investita come una furia, prima ancora che potessi parlare. Veniva a portar via il mio bambino, è il suo che è morto. Questo l'ha resa pazza. Non è vero, è il mio piccolo, è lui, lo riconosco. Come potrà ingannarmi? Sono sua madre. Una pazza bugiarda sei. Non l'ascoltare, re Salomone. Roboam. Insomma, tu affermi che il bambino è tuo. Sì, sire. E tu? Il mio sangue darei per poterlo riavere. Ma nessuno di voi 2 è in grado di provare quanto afferma. Tuttavia questa questione deve essere risolta. Prendi quel bimbo. Non resta che una soluzione. Divideremo questo pargolo in 2 parti. Parti uguali, si intende. E ciascuna se ne torni a casa con la sua metà. No! No, danno a lei! Prendilo tu, portalo con te, ma vivo! La rinuncia è la più grande prova dell'amore. E tu eri pronta a rinunciare. Riprendilo. È tuo. Tu sei la vera madre. E tu vattene, lontano, fuori da questa città, fuori dal mio regno, se è possibile. Le udienze per il popolo di Gerusalemme riprendono domani. Re Salomone rende giustizia. Venite avanti.
La caccia è stata breve, Roboam. Brevissima, padre, è imprevista. Vedo, non sono antilopi. Dovrai scusartene con Zimira, gliel'avevi promesse. La lode del padre compenserà il biasimo della fidanzata. Oh, singolare preferenza da parte di un promesso sposo. Dove li avete catturati? Nel deserto, nel nostro territorio, presso l'oasi Di Gad. Sì, padre. E il motivo che li ha fatti sconfinare? Questo, gliel'abbiamo trovato indosso. Salvacondotto per Saba. Passando attraverso il mio regno si arriva prima, vero? E qual è la ragione di tanta urgenza? Ecco una domanda che la tua dimostrata saggezza dovrebbe evitare. E questa è una risposta densa di minaccia. Oh, non credo che il re di Saba affronterebbe una guerra soltanto perché due stranieri troppo frettolosi sono finiti nelle mie prigioni. Non siamo stranieri per Saba. Il re Vab ci ha invitati come membri di un consiglio di alleanza. Ah, sì? Era quanto volevo sapere. Vi ringrazio di avermelo detto. Volete cortesemente favorirmi qualche altro particolare? Con tutti i riguardi, mi raccomando. Andiamo. Saba, Saba. Cosa si trama laggiù? Perché questo consiglio di alleanza? E contro chi? Contro chi non vi è stato invitato? Certo l'Egitto sarà con loro. E forse anche la Siria. Il re di Saba sa scegliere i suoi alleati. Non voglio la guerra! Ma se fosse necessario difenderci? Bisogna evitare questa necessità. Quello che mio padre, il grande Davide, ha costruito, quello che io sto cercando di consolidare, non può essere messo a repentaglio per il capriccio, l'ambizione d'un barbaro idolatra, la cui sola virtù è la ricchezza. È quanto basta per fare la guerra. Nelle casse del nostro Stato c'è quanto basta per non farla. Noi siamo più ricchi d'astuzia che d'oro. E l'astuzia, se sarà necessario, dovremo adoperarla anche per evitare di essere costretti a difenderci. Roboam, Zadok, andiamo. Vediamo cosa ha saputo fare Issacar. È per volontà di questo re Vab che... No, il re Vab non c'entra. Agli anni del patriarca Abramo. È troppo vecchio per pensare alla guerra. Ma lei, lei... Sua moglie? Sua figlia, la principessa Balkis. È lei che vuole la guerra? Una ragazza? Che specie di donna è? Noi non la conosciamo. Non siamo mai stati a Saba, ma la fama della sua bellezza ha superato i mari e i deserti. In Egitto, in Assiria, in Babilonia, raccontano che Balkis sia più bella di Betsabea. I suoi capelli hanno i riflessi dell'ala del corvo e i suoi occhi azzurri quelli delle chiarità marine. Il suo corpo bianco che profuma di gelsomini è una gloria di luce dalle morbide movenze di pantera. Ah, se fossi io il re Salomone, li avrei già impiccato. Altro che vino e arrosto di montone. Vattene! Se un giorno uscirò di qui, faremo i conti. Tu, grande e grosso come un toro, che metti paura anche agli aguzzini, tremeresti dinanzi a Balkis. Maneggia l'arco e la spada come il dio della guerra, e quando inforca il suo cavallo potrebbe entrare in gara con il vento. Dicono anche che sua madre si sgravò di lei nel deserto e fu una leonessa ad allattarla. E impugnerà le armi non appena Vab sarà morto. Se l'alleanza sarà conclusa, Balkis marcerà fino ai confini d'Assiria. Alla testa dei suoi eserciti nessuno potrà fermarla. I suoi eserciti? E quali eserciti? Quello di Saba, di Edom, Moab. Di Gad, di Aram, e a tutti con sé. I sacerdoti, i guerrieri, il popolo. È piuttosto ambiziosa. No, è sicura di sé e dei suoi alleati.
padre, se Issacar e io prendessimo il posto dei 2 prigionieri di Dove? Khan alla corte di Saba, presentando i loro salvacondotti. No. Ma non c'è rischio, nessuno mi conosce laggiù e tu l'hai sentito, nessuno conosce loro. Bisogna tentare, è il mezzo migliore, il solo per conoscere cosa si prepara realmente ai nostri danni e tentare con astuzia di allontanare questa minaccia. È pericoloso. Allora l'astuzia non è sempre moneta spendibile. Inoltre non puoi allontanarti. Dimentichi il tuo matrimonio con Timira. Si può rimandarlo. Sarebbe la 4ª volta. È troppo anche per un matrimonio politico. Non pretenderai che per evitare una guerra con Saba ne faccia una con il re di Tiro. Il tuo matrimonio con sua figlia è l'unica condizione per l'alleanza con il padre. Zimira ormai è nostra ospite. A conseguenza dei rinvii. Rifletti, padre. Rifletterò, ma non contarci. Ecco la tua promessa sposa. No. Ti farà dei rimproveri. Cerca di mostrarti contrito. Zimira è una delle più belle donne del mondo. Da quando è nostra ospite, tutta la corte è incantata del suo fascino. Grazie, Re Salomone. Oh, soave Zimira, tu hai sentito di che stavamo parlando? Ti ho già ringraziato. La notte ti è stata dolce, bellissima Zimira, a giudicare dai colori d'aurora che splendono sulle tue gote come sui petali di questo fiore. Infatti, Salomone, dolce il sonno, ma amaro il risveglio. E perché mai? Le giornate sono lunghe e niente mi aiuta a trascorrerle, all'infuori della rispettosa galanteria del mio futuro suocero. Oh, che brutto termine. Spero che non mi chiamerai mai così. Mai? No, voglio dire, nemmeno quando lo sarò, cioè prestissimo, vero Roboam? Giusto di questo stavamo parlando. È così impaziente. E dire che adesso lo costringo a partire. Partire? Una missione delicata che solo il futuro re di Gerusalemme potrà assolvere. Dove? Segreto di Stato, mia dolce principessa. Più presto Roboam ritornerà e prima sarai regina. Allora il tuo sposo non avrà più segreti per te e non soltanto di Stato. E quale sarà il giorno delle nostre nozze? Quello che vorrà stabilire mio padre. Quando allora? Sarà un giorno memorabile. Le porte del Tempio si apriranno sul più fastoso corteo che i regni d'Oriente abbiano mai visto. Re, faraoni, principi e potenti, insieme a tutti i guerrieri di Tiro e di Gerusalemme, faranno ala al tuo passaggio. Entrare nella tana della leonessa può costar caro, Roboam. Sii cauto. Se fra 3 lune non ti vedremo tornare, il rimorso di averti appoggiato in questa impresa spezzerà il mio cuore. Il tuo sprona e il consenso di mio padre sono il migliore auspicio per l'esito di questa impresa. Torneremo, Sadok, e presto. La protezione di Yahweh sia con te. Andiamo, Issacar. Il fuoco non fa avvicinare le belve, ma la luce attira anche quelle più lontane. Deve essere ormai pieno qui intorno. Vado ad accenderne uno all'ingresso della valle. Non serve, Issacar. L'istinto tiene le fiere lontane dai pericoli della Valle del Silenzio assai più che i nostri fuochi. Io non credo alle leggende. Questa storia degli spiriti del male che fanno precipitare la montagna su chi attraversi la valle proibita non mi ha mai convinto. Non si tratta di spiriti, Issacar, anche se è vero che sotto quei cumuli di pietre laggiù stanno le spoglie di una regina che tradì il suo popolo. È invece il ripercuotersi dell'eco lungo la valle che provoca lo sfaldamento delle pareti di arenaria corrose dal tempo e dal sole. Sicché attraversando la valle senza fare alcun rumore si potrebbe arrivare sani e salvi dall'altra parte. E accorciare il nostro viaggio per lo meno di 4 giorni. Guarda, noi siamo qui. Questa è la valle e questa è Saba. Ma per raggiungerla tranquillamente dovremo aggirare la montagna. 4 giorni di meno, con l'acqua che comincia a scarseggiare, sarebbe proprio quello che ci vuole.
Perdonami, principe, io non credevo. Di là! Deve essere una tana. I fuochi si sono spenti. Dentro la valle, subito! La frana è peggio. Se saremo cauti, una seconda frana è improbabile. Adesso puoi parlare anche ad alta voce. Ormai siamo fuori dalla Valle del Silenzio. Abbiamo guadagnato 4 giorni sulla distanza che ci divide dall'ignoto. Questa è terra di Saba. Siamo già nell'ignoto. E sotto false spoglie. Già. Là comincia il deserto. Ma secondo il salvacondotto dei 2 inviati di Gad, un'oasi non dovrebbe essere lontana. Andiamo! Non vedo oasi. Issachar! Issachar! Vieni!
Roboam! 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 Quest'oasi, neppure il gran sacerdote sa di questo luogo. Né il luogo né il passaggio per arrivarci. Era un segreto di mia madre. Me lo confidò prima di morire. Dov'è che ritrovi te stessa, principessa Balkis? Quando sei qui, a palazzo, oppure quando sei nell'arena? Non lo so, Ati. Non ti muovere, non gridare. Il serpente è morto. Quale? Non si direbbe che sei la stessa fanciulla che poco fa cantava con sì dolce languore. Chi sei? Un uomo che forse ha salvato la vita alla più bella fanciulla che abbia mai incontrato sul suo cammino. Se la nobiltà del tuo animo è pari alla prontezza del tuo parlare, perché non rispondi alla mia domanda? Veniamo da Gad. Un importante invito ci conduce a Saba. La freschezza dell'acqua e poi quella del tuo canto ci ha attratto fin qui. In Saba non si fanno inviti a stranieri all'infuori di quelli voluti dal re o dalla principessa Balkis. Una principessa che gode di una fama usurpata. Quale? Quella di essere più bella di Betsabea. Come puoi dirlo se non la conosci? Conosco te ormai. Anche se non sono la prima a ricevere questo tuo omaggio, ne sono tuttavia lusingata. Perché non mi credi? Dimmi chi sei. Sei diretto a Saba, vero? Dove sono i tuoi cavalli? Oltre la roccia. Lì c'è un passaggio anche per i cavalli. Va, t'aspetto. Eli! Eli! Abner! Tieni, grazie. Andiamo. Nero, certo. Ehi! Ehi! È inutile, Issachar. Forse è meglio così. E ricorda bene quali saranno i nostri nomi da questo momento. Il tuo nome è Abner, il mio è Eli. D'accordo. Ormai siamo vicini. Ne sei certo? Guarda. Non vedo che avvoltoio. Là c'è Saba. Dove c'è un avvoltoio c'è un patibolo. E dove c'è un patibolo c'è una città.
veramente da temere chi ordina certe esecuzioni. Per questo siamo qui. Chi siete? Inviati di Gad. Ecco. Consiglio d'alleanza, è compito tuo. Via! Andiamo. Dove andiamo? All'arena militare della principessa Balkis. Noi credevamo di essere stati invitati dal re Bab. È lo stesso e nessuno vi ha invitati. Saba non invita i suoi alleati, li chiama. Banditi, eh? Sì, ma soprattutto spie. Le esecuzioni avvengono alle porte della città perché siano di monito a chi vi entra. Sono arrivati i due di Gad. Apri! Aprite! Quello Gabael? Sì, condottiero dell'esercito di Saba, nonché aspirante alla mano della principessa Balkis. E Balkis lo ama? No, ma lo sposerà. È lui solo che possa sposare. Non è uno straniero come noi e la sua famiglia è la seconda del regno. È veramente bella come dicono? Giudicherai quando la vedrai arrivare col suo seguito di amazzoni. Guarda, Gabael se n'è accorto, è finita per lui. Basta! Gli uomini destinati a piantare i vessilli di Saba oltre i confini hanno bisogno di veri comandanti, non di inetti come voi. Forza, decisione, scatto è quello che io voglio e che ancora non vedo. Tornate alle palestre, temprate muscoli e cuore se non volete soccombere per mia mano. Ixail! Ma che succede? Quello che avevo detto, vedrai. No, no! Pietà! Pietà! Che la lezione sia di monito agli anziani e ai nuovi arrivati. Fermati! Non farlo, sei pazzo! Fermati, Gabael! Sgombrate! Non avevi mai visto un esempio del genere, vero? Invece sì, in un pollaio vidi le galline finire a colpi di becco una loro compagna ferita. Dei pietisti, dunque. Ma la pietà non fa parte delle armi di Saba. Prendeteli! Gabael? Due nuovi venuti si sono ribellati. A che cosa? Ai nostri metodi di addestramento. Quali metodi, Gabael? Era necessario un esempio. Ho eliminato un inetto. Questo non è un esempio, è un assassinio. Ma Di dove vengono? da Gad. Da Gad.
Fai avanzare il più giovane. Tu, vieni al cospetto della principessa. Che hai da dire? Esprimere tutta la disapprovazione per quanto ho visto in quest'arena. L'operato del comandante dell'esercito di Saba non può essere discusso da uno straniero. E a quanto sembra nemmeno da te. La provocazione adesso dalla tua parte. Provocare significa sfidare. Concedimi di liberarti da questo insolente. La mia spada è pronta ad incrociarsi con la sua. No, potrei forse perderti, Cabal. E potrei forse perdere un prezioso alleato. L'esercito di Gad non è trascurabile. E poi sono in causa anch'io. Conosci il percorso dei 3 bersagli? Sì, e anche le regole. Lo percorreremo tutti e 3, vero Cabal? Inteso? Faccio preparare. Che vuoi decidere con questa gara? Ad impegnarvi sul vostro onore di soldati e di alleati ad una reciproca lealtà. Giunga o no, io per prima al termine. Se tu vincerai, Cabal... Potrò fissare la data del nostro matrimonio. Accetto. Se la vittoria sarà tua... Mi sarà concesso di accompagnarti alla reggia nella tua biga. Sta bene. Attento al segnale. Il rispetto dei termini di una sfida è nei nostri costumi. D'accordo, Cabal? D'accordo. Andiamo. Strano, fino ad oggi non sapevamo di tanta bravura in quelli di Gad. È dolce l'approssimarsi della sera nelle campagne del tuo regno. Dolce e misterioso come il respiro del vento fra i giunchi dell'oasi. Come si chiama quell'oasi? Perché vuoi parlarne? Ma credevo che non ti dispiacesse. Ora che nessun altro può ascoltarti. Mi hai dato prova della tua destrezza. Ne vorrei una della tua discrezione. Chiedi. Non parlarne mai con nessuno. Nemmeno con te? Conserva questo pugnale e quello che uccise il serpente ti aiuterà a ricordare. E io, te lo giuro, conserverò il tuo segreto. Non aveva torto chi raccontava che i tuoi occhi azzurri hanno i riflessi delle chiarità marine, ma non conosceva il tuo sguardo. Sguardo che si illumina di bagliori di sole allorché tu gridi un comando.
ma che sa anche rivelare il languore di un plenilunio. Ancora una cosa ti prego di dimenticare. Che cosa? Quanto è accaduto adesso. Fermati, straniero. Avanti che l'ultimo raggio di sole si spegnesse sulla reggia, il re tuo padre era al di là del bene e del male. Padre! Gloria a te, Atar dell'alba, Samain del tramonto. Gloria a te. Tu ti levi e risplendi come il re degli dei. Tu sei il Signore del cielo e il Signore della terra. Gloria a te. Tu sei il Dio unico che regna fin dall'origine. Tutto in te a principio, tutto in te a fine. Gloria a te. Mano mortale non sciolga ciò che io ho annodato, finché le montagne non parlino. Sposa d'Atar Samain, arca dei suoi misteri, strumento terreno della sua potenza, tu non avrai altro sposo che lui. Mai labbra d'uomo incontreranno le tue labbra, mai carezza d'uomo profanerà il tuo corpo, finché le montagne non parlino. Finché le montagne non parlino. Gloria a te, Atar Samain. Da noi in Siria certe cose non si capirebbero. Condannare una donna a vivere senza amore. E questo è il significato delle parole che il sommo sacerdote ha pronunciato durante lo strano matrimonio fra la regina e il vostro Atar Samain? Certo, e senza speranza, finché le montagne non parlino. Come possono parlare le montagne? Tanto voleva dire mai. Mai amore. Ma nel mio paese. Nel tuo paese, nel tuo paese. Tu adesso sei in Saba una misera schiava. Come puoi paragonarti alla regina? Io non mi paragono a nessuno. Dico solo che senza un uomo... Io trovo che ha ragione. Anche tu. E tu allora? Non dico oggi, ma una volta. Che significa? Io sono una schiava come voi, ma la regina ormai è una dea. Una dea che vive sulla terra. Una dea che ride, che piange, che parla, si muove, cammina e respira. Una dea che oggi ha avuto il suo sposo.
Atar Samain, uno sposo che non le darà consigli malvagi, che la illuminerà e la guiderà, che non la spingerà a tradire il suo popolo, a dimenticarlo per le carezze di un uomo. Raccogliete tutto ciò che troverete di armi, scudi, calzari da cavallo e portateli via. Perché vuoi privartene? S'addicevano alla fanciulla, non si addicono più alla regina. Ati, mia regina. Anche questo. Mulini, essenze, filtri d'amore, tutto per colei che avete conquistato, tutto per colei che volete conquistare. Straniero, signore, osserva, te ne prego, questa fiala. È ambra finissima, fragrante ambra, distillata dal profumiere del faraone d'Egitto. Fiutala. Non vuoi regalare un profumo alla tua bella? La mia bella è lontana. Faglielo avere con la prima carovana, tornerà ad amarti se t'ha dimenticato. Che ti diceva quello straniero? Signore. Che ti diceva? Chi? Quella faccia da israelita? Come puoi dirlo? Ho viaggiato molto, signore. Quel guerriero mi ricordava qualcuno di Gerusalemme. È stato un errore. Mi pedinava. E adesso saprà che aveva motivo di farlo. Dovevi mostrarti indifferente, acquistare magari quel profumo. Ora più che mai ci terranno gli occhi addosso. Perché non ce ne andiamo? Ormai hai saputo tutto quello che volevi sapere. Non tutto, fra poco c'è consiglio. Vedi, spero di ricavarne qualche informazione preziosa e di potermi congedare senza far nascere sospetti. Tu frattanto... Ti aspetto nei giardini della Reggia. Sì, mi è consentito l'accesso. E come? Sai, ti ricordi il giorno del nostro arrivo e la sosta nell'oasi? Indugiare. E perché? Il momento non è propizio ad un'azione contro Gerusalemme. Ogni momento è propizio quando l'attaccante sia preparato. E noi lo siamo. E quando ogni alleato tenga fede ai patti senza riserve e senza impingimenti. Ci protestiamo fedeli alleati. Anche noi! Anche noi! La regina non ha dubbi su di voi. Non ho dubbi su nessuno. Prosegui, se hai altro da dire. Sì, regina. Ci sono fatti che tu non conosci, e nemmeno loro. Un'alleanza sta per essere conclusa fra Gerusalemme e Tiro. Nessuno di voi ne era a conoscenza? No. E voi? Pure. Regina. Tiro non ci fa paura. Difficile a prendersi, ma facile a tenersi a bada. Non potrà essere di grande aiuto a Salomone. Buona norma di un comandante è quella di non sottovalutare il nemico, soprattutto quando non ne conosce l'esatta forza. Rifletti. Sì, lo so, rifletti, indugia, considera. Ma perché? Se le cose stanno come tu dici, se l'alleanza tra Salomone e Tiro può essere pericolosa, per noi la miglior cosa da fare è di rompere gli indugi e di agire prima che queste minacce si concretino. Basta dunque per oggi. Vorrei rivolgerti una preghiera, regina. Sei ostinato. Domani. Ma domani vorrei essere sulla via del ritorno. Andate. Che c'è, Cabael? Vieni. Dunque vuoi prendere congedo? Sì, regina, col tuo permesso. Forse c'è un malinteso.
Tu non sei venuto qui per una visita di cortesia, ma per un consiglio di guerra che non è ancora finito. È finita la mia missione. O fallita. A questo risponderà la tua saggezza. Se è della guerra che parli, la mia saggezza ha già risposto. Se è della mia natura di donna, anche a questo è stato risposto. Eri nel tempio il giorno della mia incoronazione. E delle tue nozze con uno sposo che non sarà mai tuo marito. È questo che può volere una regina? È questo che deve volere una regina. Confini più vasti, nuovi popoli da governare, nuovi eserciti da armare, conquiste, giorni d'esultanza. Lutti, sangue, rovine, maledizioni di madri e di spose, lacrime. Lacrime. Ah, non parlo di quelle degli altri. Che peso hanno? Ma le tue? Le mie. Quando piangerai di solitudine nel tuo letto vuoto. Quando ti giungeranno le voci di tutti coloro che sono morti per te e che giaceranno riversi là, nel deserto, oltre il confine del tuo regno, pasto di corvi e di sciacalli. Vedi? Sono di due razze diverse, ma nulla sanno dei confini. Tu vuoi uccidere e distruggere, e i popoli non desiderano che amare e creare. Non partire. Mia piccolati, siamo in continuo pericolo. Io sono straniero, non conosco luoghi tranquilli, ma tu, se vuoi, se veramente mi ami. E tu, se veramente mi prometti di non dirlo a nessuno? A nessuno. Qui mi sembra che... Aspetta. Tieni. Indovina dove porta questa grotta? Nel regno della felicità. All'oasi dell'oblio, là dove ci siamo conosciuti. Si passa per di qui. E ci si può arrivare anche coi cavalli? Certo, perché? Ma pensavo di andarci con te un giorno, vero? Ma io non posso, lo sai, la regina... Mi sembra inverosimile. 2 spie di Gerusalemme. No. Comunque si può controllare. Già fatto. Come? Già controllato. Alcuni miei uomini sono in viaggio per Gad. Vedremo se i connotati corrispondono. Quando sono partiti? Ieri notte. Ci vorrà del tempo prima che ritornino. E probabilmente con la conferma che non si tratta di 2 spie, ma degli autentici inviati di Gad. No. Bisogna agire subito prima che la situazione possa mutare. Quel giovane è molto abile nel manifestare le sue opposizioni alla guerra. Prima o poi la regina ne verrà influenzata. Tanto più che costui ha avuto un'altra abilità, quella di manifestare alla regina idee e sentimenti che nessuno di noi ha potuto ascoltare. Bisogna che quei 2 siano subito allontanati. Domani stesso parleremo alla regina in consiglio. In consiglio? Dinanzi a tutti, affinché si persuada che il potere, il vero, siamo noi. Affinché quanto io dirò e quanto lei risponderà non possa essere frainteso o eluso.
Sono quasi pronta, regina. Anch'io, ho quasi finito. Non v'affrettate. Resterei qui fino a sera. Oggi le gazzelle hanno dato un latte più dolce del solito. Forse sono innamorate. E questo profumo, cos'è? È nuovo? Nardo, mia regina. Viene dalla Persia, insieme al tessuto di quella veste. È un dono del satrapo d'Arabaya. Tutti i potenti inviano doni alla nuova regina. Ti vogliono amica. Vedrai quanti ancora ne arriveranno. Perdono, regina, t'aspettano in consiglio. L'ora è passata e il gran sacerdote... Oh, dovevo immaginarlo. Il gran sacerdote regola anche la durata del mio bagno. Per la verità m'ero dimenticata di lui e del consiglio. Mi piacerebbe assistere al tuo ingresso nella sala. L'ammirazione che susciterai la dovrai un poco anche a me. Vorrei esserci anch'io, per vedere l'effetto del mio ricamo. Io penso che non valga la pena farsi belle per dei vecchi gufi. Taci tu, lingua di vipera. Perché, Tabuia? In fondo è la verità. Tu credi, ma quei vecchi gufi, come lei dice, sono i tuoi sacerdoti e i tuoi consiglieri. Ciò non toglie che rimangano quello che lei dice. Non abbiamo mai aspettato tanto. Andiamo. No, meglio di no. Perché irritarla? Non dobbiamo disporla sfavorevolmente. Suo padre non ha mai tanto osato. Suo padre ha fatto di più, ha agito di testa propria. E lei andrà anche più in là se non le consentiamo di umiliarci così. Hai l'ordine? Sì. Andiamo. La regina. Che espressione insolente. Direi di sfida. E questo profumo. Degno d'una cortigiana. Che c'è? Nulla, regina, se non quest'ordine. Non manca che il tuo sigillo. Col tuo permesso. Che significa? Non è evidente? Evidentissimo. Rimandare a Gadi 2 inviati. Ma perché? Perché la loro presenza qui è inutile. Inopportuna. Il consiglio d'alleanza si è dunque concluso a mia insaputa? No, ma deve concludersi. E abbiamo motivo di credere che la permanenza in Saba dei 2 sudditi di Gad, d'uno di loro perlomeno, ritardi più che non solleciti tale conclusione. I 2 stranieri rimarranno qui finché il consiglio non abbia avuto termine. E quando torneranno a Gad, li farò accompagnare da una scorta di mia fiducia. Non t'ho ancora congedato. Sono il gran sacerdote. Sembra tu l'abbia dimenticato. Al di sopra dei sacerdoti c'è la divinità. E proprio tu mi hai consacrato sposa di Atar Samaim. L'impulsività altera spesso il vero significato delle cose e il nostro sommo sacerdote è un impulsivo, lo sai. Quello che ci preme significarti è che da quando è arrivato quello straniero, quell'Abner, ha beneficiato troppo della tua regale condiscendenza. Sempre nei limiti dovuti. Limiti o no, si tratta di un uomo. Direi di sì. Non pensi che sia inopportuno? Perché? Ripeto, è un uomo. E voi cosa siete? Noi... Questo è vero. E poi tu sei molto bella e troppo giovane. Ma so conservare il dominio di me stessa. La valle del silenzio non avrà le mie spoglie, non temete. Credete che non sappia difendermi dagli assalti immaginari dello straniero come mi difendo da quelli ben più concreti dei miei consiglieri? Sì, i miei buoni consiglieri che mi spingono a intraprendere una guerra il cui esito è tuttora incerto. Regina, regina, che dici? Regina. Regina. Che c'è? Regina, è giunta in questo momento la danzatrice di Babilonia, il primo dei doni annunciati dal re Assurabal. Tabuia si occupi di lei. La riceverò questa sera nelle mie stanze insieme ad Abner. Fallo avvertire. Sì, regina.
Perdonami, non potevo più ascoltarla. Perché? Nella mia terra gli amori felici non si cantano, ma si vivono. E io ti amo, Balkis. Ma io non ti amo, Abner. Non è vero. M'è vietato. È lo stesso. Ma chi te lo vieta? Lo sai, Abner. Credi dunque nell'idolo di pietra? All'impostura dei sacerdoti? Su quello che tu chiami l'idolo di pietra e l'impostura dei sacerdoti poggia l'ordine di Saba. Di tale ordine, fin tanto che avrò vita, sono garanti le mie nozze con Atar Samain. No, Balkis, tu ti inganni. Come puoi dirlo? Ho saputo quanto hai dichiarato al Consiglio sull'esito incerto della guerra. Abner. Questa prova di saggezza ti è stata suggerita dal tuo idolo, dai tuoi sacerdoti o dall'amore? Balkis, perché vuoi ingannare te stessa? Dib, non capisci che... Come spiegarti? Che avverrà di me? Cosa ha portato la tua venuta? Prima era tutto così semplice, facile. E adesso invece... Oh, Abner. Non chiamarmi con questo nome. Perché? La sincerità del mio amore mi spinge a confessare. Che succede? Hanno catturato 2 uomini assiri. Sono spie e li conducono al patibolo. Balkis, se io ti chiedessi clemenza per loro, accorderesti la grazia? No. Nemmeno se mi rivolgessi alla donna, alla ragazza dell'oasi. Sono la regina. Che c'è? Perdonami, regina, cercavo Ati. Non riesco a trovarla. È scomparsa. Scomparsa? Non è a palazzo. E... Cos'è che volevi dirmi? Nulla, nulla. Vuoi concedermi di ritirarmi? Va pure. Abner! Dove è andata? Lo sa Kinnor. Oh, io non... Parla. Alla taverna di Onabar. Svergognata. Perché? Che cos'è? Un locale nel quartiere dei piaceri. Atar Samain. Ci sono degli incontri di lotta ogni sera e Ati ci va con uno straniero di Gad, l'amico di quello che era qui poco fa. Anzi, credo che qualche volta ci vada anche l'altro, Abner. Dammi un tuo vestito, tu mi accompagnerai. Atar Samain. No, regina, io non so la strada. Vuoi che adoperi la frusta perché ti aiuti a ricordare? No, regina. Allora. Come vuoi tu, regina. Andiamo. Amici! Amiche! Ascoltate! Il vostro povero Nabar implora il vostro aiuto. Tutto si è venduto, tutto pur di procurare a voi l'emozione di veder lottare il grande, il famoso, il formidabile Balu. Sì, avete udito bene, l'invincibile Balu, la tigre di Assur.
Comincia tu! E come faccio? Da 6 giorni digiuno per potervi offrire questo spettacolo. Hai pensato alla tigre ma non hai trovato il leone! È possibile che qui non si trovi un uomo solo degno di questo nome? Da questo momento la posta minima è dimezzata, mentre invece tutti i premi vengono raddoppiati. Tu ascolta quello che dice e poi mi riferisci. Non possiamo più restare a Saba. Di questo sono convinto da tempo, ma possiamo veramente partire. Ci segue sempre. Ho l'impressione che dappertutto ci sorveglino. È certo che hanno dei sospetti. Tutto è pronto. Oh, perché non accetti? Tu potresti... Sì, dopo. Ora vai e senti quello che dice. I cavalli sono già nella grotta con tutto il necessario. Ma come? Nessuno si fa avanti? Come qua? Levati di mezzo tu! Io ho pagato per entrare. Se mi devo togliere di mezzo le voglio i miei soldi. Vattene! Voglio quando mi spetta. Va bene, adesso te lo do. Adesso glielo do. Fuori di qui! Fuori! Via! Anche voi avete capito, qui non si può entrare se non si è conosciute. Via, via! Il mio locale è vostro, nobili dame. Avanti, avanti, vi faccio strada. Qua, scansati tu. Accomodate. Uno sgabello. Presto, uno sgabello per queste due... Sedete. Qualche vecchia aristocratica che viene per comprare anziché per vendere. Cattivi affari, Tafla? Allora? Ah, povera Saba, l'astro della tua grandezza volge al tramonto. No, c'è lui! Ah, finalmente! E voi tutti vergognatevi! È uno straniero che accetta la sfida. Mia pedana sarà onorata di porre in risalto le vostre doti di campione. No, noi ce ne andiamo. E perché? Questo potrebbe essere un incontro veramente interessante. Sì, è fortissimo! Vedrai come lo riduce. Coraggio! Prendi il fatto suo! Fai vedere cosa sai fare, straniero! Anch'io! No, perché tanta fretta? O forse quella schiava non merita i riguardi che tu riservi alla sua padrona? Cercherò di cavarmela come posso. Le scommesse sono aperte! 10 denari d'argento sullo straniero! 15 denari d'argento su Balu! 50 sicli d'oro su Balu! 100 sueli di Gad! Meraviglioso! Sapevo che i miei sforzi non sarebbero stati vani! No, per questi due basta segnare. Seduti! Silenzio! A voi!
scatenato la tigre di Assur! Sempre così quello. Paga e vuol rimanere solo. Deve essere innamorato, ma senza speranza. Peccato. Cabal, dopo. Il tuo denaro, straniero. Mi avevi già dimostrato di non saper vincere. Hai voluto farmi conoscere che non sai neppure perdere. No, no, pace, nobili signori, pace! E semmai non qui dentro, in questo locale, signori, dove passereste poi le vostre serate? Fra due nature privilegiate, certe cose non hanno importanza, pace, pace! Sta bene, non perderlo di vista. Onabar ha ragione, il nostro piccolo contrasto potrà essere risolto altrove. Bene! Queste monete sono di chi le raccoglie. Andiamo. Largo! Lasciatemi passare! Largo! Via! Andate via! Io non riesco più a capirla. Io sì, invece. Sempre così quello. Paga, ma vuol restare solo. Deve essere innamorato, ma senza speranza. Peccato. Quando piangerai di solitudine nel tuo letto vuoto, sposa Nadar Samael. Tu non avrai altro sposo che lui. Non avrai altro sposo che lui. È inutile. Non può ascoltarti. No, va via. Va via, non puoi star qui. Nessun uomo può restare qui e tu sei straniero. Nessuno sa che sono qui. No, va via. Solo tu e il tuo idolo. Va via, te ne scongiuro. Non puoi star qui, sei in pericolo. Va via, te ne scongiuro, va via, te ne supplico. Una dea non supplica. Oh, Abner. Balkis. Non c'è che una via d'uscita per noi due. Quale? Fuggi con me. Ti porterò in un paese libero e felice, dove nessun dio di pietra potrà impedirci di amare. Vengono qui. Qualcuno ti ha visto entrare. Fuggi. Là c'è un passaggio. Regina, costui non è l'inviato di Gad, è una spia di Gerusalemme. Ecco i veri inviati di Gad, Abner ed Eli. Lui li catturò nei pressi di Gerusalemme, mentre venivano a Saba. Grazie agli dei sono riusciti a fuggire. Raccontate alla regina dei salvacondotti che vi furono tolti per... No, è la verità. È la verità. Sono il figlio di re Salomone. Che cosa decidi di fare? Si proceda secondo la legge. Alle croci, lui e il suo compagno. Cercatelo, non deve essere lontano. Guardami, Balkis. Guarda i miei occhi. Sono quelli di un condannato a morte. Non possono mentire.
Andiamo. Credimi, se tutto fu falso, una cosa sola fu vera e sincera, il mio amore per te. Balkis, non mi importa di morire, ma credimi. Balkis, Balkis! Prendetelo! Portami con te, Eli. Non è possibile, non resisteresti. Tu sai, il deserto... Io qui senza di te morirei. Portami via. Deve essere accaduto qualcosa di grosso. Forse è inseguito. Eccolo. Presto, Issachar, grazie a te. Viene con noi. Presto allora. Laggiù, da quella parte! Di qua, presto! Voi con me. Cercate, frugate tutta la città, non possono essere lontani. Quanti armati conta l'esercito di Gerusalemme? È vero che le difese sono inaccessibili? Come avete fatto a fuggire? Questo è grande. Ebbene? Scomparsi. Il deserto sembra averli inghiottiti. Se il figlio di Re Salomone è riuscito a superare il mare di sabbia, sappiamo dove trovarlo. Ma per questo non bastano pochi cavalieri. Occorre tutto l'esercito. La guerra! Due croci sono rimaste vuote per l'inettitudine delle guardie reali o dei loro comandanti. Se la guardia reale vuole salvaguardare il suo prestigio, non mi sembra questo un motivo sufficiente a scatenare una guerra. Non è la guardia reale che vuol cancellare lo smacco. È la regina che è stata oltraggiata. È il popolo che tu rappresenti che è stato beffato, ingannato, offeso. Ben detto. Io rappresento il popolo di Saba. Io decido. Cosa c'è di vero nell'alleanza fra Tiro e Gerusalemme? L'informazione era giunta a Gad prima della nostra partenza e da fonte sicura. A Gerusalemme ne avemmo conferma. Neppure i carcerieri ne facevano mistero. Avete dei dati sulle armate di cui può disporre Tiro? Tiro è ricca, regina, non manca di uomini e l'armamento dicono che sia potente. Per finire, secondo voi questa alleanza che base ha? Una ben sicura. Tuttora ospita in Gerusalemme la bella Zimira, figlia del re di Tiro, andrà in sposa al figlio del re Salomone, il principe Roboam. Tra quanti giorni l'esercito di Saba può mettersi in cammino? Occorreranno 6 giorni. Devono bastarne 3. Io stessa guiderò le mie armate verso Gerusalemme e stanerò dal suo covo quel serpe velenoso. Noi siamo stati i primi ad adorarti, Yahweh. Tu non lascerai che il tuo tempio sia profanato e raso al suolo. Han forse colpa i ciechi se non vedono, i sordi se non odono. Han forse colpa il leone e la tigre se straziano e uccidono. Alle orde di Saba che avanzano, concedi, Signore, la vista, concedi l'udito, che imparino a vedere e a intendere la tua parola. Hai visto? Quello spettacolo è un insegnamento. Alla mia ansia, alla tua audacia non è il risultato. La guerra poteva essere scongiurata, ma il fattore che tu ed io, come per reciproca intesa, volemmo tacere, ci ha giocati entrambi.
Parlo dell'imprevisto. La fuga di quei due? Appunto. La tua bontà, padre, anche con i prigionieri, qualche volta è eccessiva. Non esiste una misura della bontà. Comunque, prima di poter dire che la bontà sia causa d'errori, bisogna aspettare. Che cosa, padre? E altri imprevisti. Non dimenticando, si intende, tutte le misure che si rendono necessarie. E saranno gravi. Certo, come ti ho detto, l'esercito di Saba è forte e agguerrito. Non è tanto l'esercito quello che più preoccupa quanto chi lo comanda. Preferirei avere a che fare con un leone inferocito, piuttosto che con una donna che abbia scoperto di essere stata ingannata in amore. Io non l'ho ingannata. Ma lei lo crede. È per di più innamorata di te. Ne sei convinto, padre? Se così non fosse, il Signore avrebbe arrestato la sua furia scatenata. Mi compiaccio, Roboam. Anche con la mia fertile immaginazione non avrei pensato di trasformare i magazzini sotterranei delle mura in un poderoso strumento di difesa. Te ne ringrazio, padre, ma... Che c'è, Roboam? Quelle parole... Quali parole? Mano mortale non sciolga ciò che io ho annodato... Finché le montagne non parlino. Tu sei maestro d'enigmi, non puoi non averne penetrato l'arcano. Una simbolica cintura è stata annodata al grembo di quella donna. E mano d'uomo non potrà scioglierla, a meno che le montagne non parlino. Ma le montagne non parlano. Non può significare questo, oppure le montagne debbono parlare. Ragazzo mio, c'è anche Zimira che ha una gran voglia di parlare sullo stesso argomento. Ma abbiamo problemi più importanti da risolvere. Andiamo. Perché non segui il mio consiglio? Trasferiamoci a Samaria. Gerusalemme non può essere rifornita in alcun modo ed è destinata a perire. Cosa fa un uomo inseguito da una muta di cani? Getta loro del cibo. Così noi dovremmo gettare all'aggressore il cadavere di questa città. No. Gerusalemme custodisce le tavole di Mosè. Essa è dunque il cuore di Israele. Ai cani che ci latrano alle calcagna non possiamo gettare il nostro cuore. L'afflusso dei profughi è cessato. Questo significa che l'esercito di Saba non è lontano. Tutti i profughi hanno trovato asilo? È stata una gara fra i cittadini nell'accoglierli e confortarli. Grazie, Mirro. Conforto che non durerà a lungo. Queste le disposizioni per i granai pubblici e la regolata distribuzione dei viveri. Sire, si dice che... Esatto. Esattissimo. Anche Madiane è stata evacuata. Del resto basta scendere in città per rendersene conto. Ma è spaventoso. Cara Zimira, posso dirti che non è precisamente di pessimismo che abbiamo bisogno in questo momento? Pessimismo o no, io non posso restare qui. Al contrario, mia cara, tu non puoi non restare qui. Noi abbiamo una sola strada che conduce al porto. Sarei letteralmente stupefatto se qualcuno venisse a dirmi che non l'hanno ancora tagliata. Oh. Ma poi cos'è questo improvviso desiderio di partire? Io sappia, non sei venuta qui solo per onorarci di una tua visita. Ero venuta per sposarmi. E dunque? È evidente che se fossi la sposa di tuo figlio, il mio posto sarebbe qui. Ma non sono la sposa di tuo figlio. Lo sarai? Lo sarai al più presto. Non sei tu che devi dirlo. Giustissimo. Roboam? Hai udito? Zimira, io... Avanti. Non credi tu che, dato il momento... È inutile che cerchi ancora di parlarmi di rinvii, Roboam. Se ho pazientemente atteso è perché speravo che i tuoi tiepidi sentimenti avrebbero potuto accendersi vicino al mio amore. Ma ormai ogni altra attesa sarebbe vana. Adesso che hai provato gli artigli della tigre di Saba. Zimira! Ci sono delle unghiate che restano nella carne. Non temere, la rivedrai. Non so se come vincitore o come vinto. Ed è probabile che assisterò a questo incontro. Dato che a quanto pare non potrò muovermi di qui. Bene, anche di questo e di tutto ciò che potrà derivarne dovrete rendere conto a mio padre.
È il più grande schieramento di forze che abbia mai visto. E tutto questo soltanto per il regno di Israele? Hanno innalzato un'orifiamma sulla tenda più alta. Deve essere quella della regina. Balkis. Hai considerato il logoramento che un assalto imporrà alle nostre forze? Tieni l'assedio, Gerusalemme cadrà per fame. No, stringerla d'assedio significa perdere tempo. Significa prolungare la guerra. Andiamo, Kabael. Date il segnale d'assalto. Eccoli! L'astuzia di Salomone è un'arma di cui non abbiamo tenuto conto. Se Salomone dorme, vuol dire che la situazione non è preoccupante. A me ha detto che non è improbabile che domani riceveremo la visita di qualche parlamentare di Saba. Tu credi? E tu dubiti? Oh, no, no. Balkis. È la prima volta che ti permetti di chiamarmi così. Che c'è? È stata una dura lezione, vero? E non sei neppure autorizzato a far commenti sul mio operato. Io no, ma loro sì. Il concilio dei sacerdoti è già riunito e ti aspetta. A loro dovrai rendere conto delle tue azioni. Tutto ciò che ho fatto è stato da loro sollecitato e approvato. Sì, ciò che hai fatto, ma non ciò che intendi fare. Cosa sanno dei miei propositi? Non è difficile immaginarlo. Il tuo desiderio di vendetta porterà le nostre armate a frantumarsi contro le scaltre difese di Salomone. Quelle iene sacre hanno capito che non sarai mai un docile strumento nelle loro mani. Saranno implacabili. Ascolta, Balkis, l'esercito è fedele a me solo ed eseguirà i miei ordini. Noi siamo i più forti. Noi? Sì, tu ed io. Io ti voglio. Dimmi una sola parola e io schiaccerò quel pugno di preti imbelli e ogni tuo legame sarà sciolto.
Al mio fianco sarai veramente una regina. Voglio uccidere Roboam. Di mia mano. Ti dirò come. Aspettate, sembra che abbiano qualche cosa da dire. A nome della regina Balkis propongo un combattimento all'ultimo sangue fra i comandanti degli eserciti opposti. Io, Caba e l'Artano di Saba, sfido Roboam, principe di Gerusalemme, figlio del re Salomone. Qual è la vostra risposta? Accettiamo! Adagio, a condizione che i due contendenti non si portino oltre il tiro dei nostri archi. Noi stessi stabiliremo il limite del campo. Un momento! Provvedete intanto a sgombrare il terreno. Sta bene. Andiamo. Vedi, non è niente, torna al tuo posto, vada a quelli, potrebbero... Adesso non possono più nulla, tu piuttosto. La porto a palazzo. Ebbene? Non tarderà a riprendere i sensi. Certo, ha perduto molto sangue. Alla sua età si recupera presto. Dagli un sonnifero. Non ne avrà bisogno. È necessario per me, anzi, una dose doppia. Intesi? Sta bene. Tu esci. Rivedrai la regina soltanto quando io lo dirò. Intesi? Robo. Amore e odio. Giusto, Sadok. La ragazza è il simbolo vivente della contraddizione. È veramente bella come si dice. Oh, anche di più. Se riesco a metterla d'accordo con quest'altra, abbiamo vinto la guerra e sarebbe una duplice vittoria. Duplice? Sì, vittoria contro i nemici di Saba e vittoria sugli amici di Tiro. Non voglio rimanere più oltre in questa reggia.
Via. Tu sei Zimira. Appunto. Che vuoi da me? Perché sei venuta qui? Sono stata ingannata, umiliata e adesso mi trovo qui, prigioniera. Non sei ancora soddisfatta? Ascolta, Regina. Da 2 anni io dovrei essere la moglie di Roboam. Perché non lo sei diventata? Perché Roboam non è l'uomo che possa fingere un sentimento d'amore. Che significa? Significa che per 2 anni io ho accettato ben 4 rinvii del nostro matrimonio, nella speranza che i suoi sentimenti mutassero nei miei riguardi. Non mi interessa. Ma ti interesserà sapere che quando tornò da Saba, io capii che ogni mia altra attesa sarebbe stata vana. E anche un'altra cosa ho capito. Tu odi Roboam quanto lo ami. Non lo amo. E perché allora hai scatenato questa guerra? Per vendicarti credendoti ingannata? Sì, ma soprattutto perché sai che non puoi amarlo. Per questo hai escogitato quel duello. Per rivedere Roboam e uccidere con lui il tuo amore impossibile. Sei figlia di re. Rispetta il mio dolore di regina. Se il mio dolore di donna ti diverte. No, Regina Balkis, il tuo dolore è il mio e ci unisce in un rimpianto senza speranza. Il re di Gerusalemme chiede licenza di entrare, regina. E come potrei negargliela? Sono sua prigioniera. Sei soltanto un ospite nella mia casa, regina Balkis. Io sono in tuo potere e tu puoi fare di me ciò che vuoi, ma non potrai mai, per questo, costringermi a delle condizioni di resa, qualunque esse siano. Ed io al tuo posto farei come te. Ma c'è soltanto una cosa che credo tu non abbia compreso. Tu sei libera, Balkis. Libera? Sì. Libera di raggiungere i tuoi quando vuoi, di continuare l'assedio, di ordinare nuovi assalti. Che c'è? Saba ha inviato dei parlamentari, Sire. Saba? I tuoi credono di dover trattare la tua liberazione, Balkis. Puoi uscire subito, se vuoi. No, preferisco ricevere qui, nel tuo palazzo, la mia gente e parlare io stessa. Disponete perché gli inviati di Saba siano fatti entrare in città. Solo? Gli altri sono fuori, aspettano il segnale. Ho preferito vederti senza di loro e prima. Ancora. Ascolta, Balkis, non so quali condizioni vorrà fissare il re di Gerusalemme per... Salomone mi lascia libera, non chiede patti. Ha giocato d'astuzia contando sulla tua riconoscenza. Questo riguarda me sola. Tu sai quale sorte ti ha riservato il concilio dei sacerdoti. Accetto fin d'ora la mia sorte. No, tu non devi farlo ed io non voglio. Io sono pronto a tutto per te. Ma se tu non vuoi seguirmi... Bada a quello che fai, Balkis, bada! Re Salomone concede la parola ai parlamentari di Saba. Sì, tu hai vinto, Salomone. E forse era giusto che finisse così. A conoscenza dei miei disegni, tu mandasti tuo figlio per accertarti dei miei propositi di aggressione. Missione che eseguì cercando di illuminarmi sulla grandezza di un regno che viva nella pace e nel lavoro. Ma al di sopra dei miei, dei tuoi disegni, un fatto inaspettato si aggiunse. L'amore. Ora so che l'amore di Roboam non faceva parte della sua missione. Ora so che l'odio che avevo per lui non m'era dettato che dall'impossibilità di amarlo. Ma io amo quest'uomo. E voi, custodi della terribile legge di Atar Samain, cosa dite? Perché non rispondete?
Che aspettate a tacciare d'empia di sacrilega colei che non è più la regina consacrata agli dei, ma soltanto una donna che ha anteposto al governo di un regno l'amore per un uomo? Perché esitate? Pensate che io possa ancora presentarmi al mio popolo? Dite, su! Qual è il mio castigo? Il mio destino? Leggo nei vostri occhi la condanna che non osate pronunciare. La fine nella valle del silenzio. Là nel deserto il sole consumerà con il mio corpo la mia passione. E non tarderà giorno che il vento, l'impetuoso Simon, porterà al dio di pietra l'ultima disperata voce di una regina che fu sposa inviolata e infedele. Regina Valkis, non andare! Roboam, subito. Ancora un momento. Ascoltate. S'è diretta alla Valle del Silenzio, intendi? Perché non mi è stato concesso di rivederla? E Cabael l'ha seguita. Cabael? Ancora lui? Passami la spada. Grazie, Timira. Non scorderò la tua generosità. Addio. Addio. Così. È libera da ogni vincolo. Le montagne hanno parlato. Non è forse stato sulla vetta del monte Sinai che parlando a Mosè la voce del Signore scolpì nelle rocce le tavole della legge?
colui che dettò le parole al vostro idolo, dovete avere l'intuizione di questo grande evento. Altrimenti non avrebbe detto finché le montagne non parlino. Le vie della verità sono infinite e la vostra presenza qui è forse perché le tenebre del cielo di Saba s'accendono della sua luce. Fate che questa luce continui a risplendere. Mia regina! Nostra regina.